posso chiedere a Saldarinci? Allora, che sei un grande musicista tu, ecco, però voglio dire, la Napoli delle canzoni, dell'arte, ha molte anime, quella romantica, quella che si lega alla realtà certe volte cruda, quella teatrale, insomma, i grandi interpreti teatrali. Tu a che cosa ti sei ispirato, a cosa ti avvicini per la tua musica? Innanzitutto buongiorno a tutti. No, noi viviamo un'eterna cultura, per cui attingiamo tantissimo da questa meravigliosa tessitura musicale. E spesso quando mi capita di scrivere canzoni naturalmente mi girano in testa tante cose, il respiro, il profumo di questa terra che mi ha regalato forse più di quello che io ho donato a lei, e spesso sento parlare appunto proprio dei famosi pizza, stereotipi. Sì, pizza, mandoline, che la pizza è buona. Mandoline è una cosa che ci invita tutto il mondo. Ma la pizza è buonissima, no? La pizza è buona, ma il caffè è buono, tutta una serie di cose, vabbè, che ci vuoi fare? Però, insomma, voglio dire, ogni città ha il suo sapore, ogni città, anzi il nostro paese tutto ha una cultura straordinaria e ognuno si spopazza le proprie culture, tutto qua, voglio dire. Vabbè, poi tu sei tutto, perché sei teatro, sei musica. Questo è perché si dicono queste cose, perché a prima mattina si può dire qualsiasi cosa. Perché sono venuta tante volte a vederti a teatro, lo sai perfettamente, abbiamo fatto tanti festival napoletani insieme dove ci siamo divertiti insieme ai grandi, Aurelio Fierro. A proposito Rita, io sto per anticipare una tua transumanza. Ma ti rendi conto come mi tratta? Perché vai via? Perché non rimane importante? Ma come vi permettete? No, Questa qua... transumanza ormai è transumanza. una cosa consolidata. Abbiamo sdoganato questo termine. Io vado. Vai a transumare? Vado a consumare, sì. A transumare, Allora, anche a consumare un po' di musica. Esatto, quello Vediamo Rita che cosa ci propone al pianoforte. Quindi oggi è una transumanza a vista con stazionamento al pianoforte, e cosa ci fai ascoltare? Un medley. Parlo, sì. Sì, vai. Vai, tu procedi. Vai! Un excursus storico dal 1885 fino al 1930. Abbiamo tempo? Non ti sembra un po' lungo? Abbiamo tempo? E diceva cora 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 mia lontana vai, tu me la sei conta allora, chissà quando tornerai, rispondevi tornerai quando tornano le rose, si stusciare torna a maggio, pure a maggio stonga qua, torna a maggio e torna amore, fa di me che lei che vuoi, t'ha voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non ci mamma più, mai a voto tu, distrattamente pensa a me, ma non ci mamma più, mai a voto tu, distrattamente parla me. Ma non finisce qui, no? A voi è pena, a voi è pena assai, dici t'ancella buia, che non mi scorda mai. È la passione
Rita, transuma Grazie. di nuovo da noi. Ma non, Posso trasumare? Transuma, vieni. Posso trasumare? ma non doveva fare anche mala femmina? Avresti dovuto Posso fare transumare? anche Non era mala pre- femmina, dice non era il previsto? nostro Alessandro Greco. Vieni Rita, standing Buongiorno, ovation anche da qui, voleva dal mala femmina, divano. voleva. Mala femmina. Sapesse eccola, aiutami, vai. Che l'ha fatta a me. Roberto Quintini sa fa così. Sto ma sta ci si può sapere perché come passa terra per come denuncia. Questa è la versione aggiornata. La versione aggiornata. È perché lo vedi che Spiegaglielo che era una Questa è la battuta. sintesi napoletana, no? Del tattà, tiritti yam yam. Qui dal cuore, mi ha Una colpito. sintesi che preghiamo anche di adottare il professor Alberto Caos. Baldi.